Bentrovati amici della Wii Sport con le emozioni del campionato di eccellenza. Ci troviamo al Garden Sport di Mili per la partita tra Città di Messina e Caltagirone. Da una parte i ragazzi di Mister Furnari reduci dai primi 3 punti guadagnati alla prima uscita stagionale sul campo del Real Aci grazie alla vittoria per 2-0 targata a Mastroianni Calcagno. Dall'altra parte pareggio a Redi Bianchi alla prima uscita stagionale per i ragazzi di Mister Boncompagni in casa contro il Paternò. Sceglie il 4-3-3 Mister Furnari per disegnare il suo Città di Messina e vede tra i pali Billè, linea difensiva a 4 con Di Stefano e Fragapane, e sugli esterni al centro Salvatore Leo e Bombara. Il trio di centrocampo vede play basso Cardia, ai suoi lati aggiranno Quintoni e Calcagno, in avanti Mastroianni, Genovese e Davide Leo. Ingresso in campo da parte delle due squadre. Arbitra la partita il direttore di gara Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato da Bonaccorso e Severino della sezione di Catania. Prima di iniziare, minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione di Livorno, e poi sarà Città di Messina Caltagirone in tenuta giallo-rossa. I ragazzi del presidente Lorè, dall'altra parte tenuta completamente nera per il Caltagirone, che va a battere il primo possesso di questa prima frazione e attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Viceversa il Città di Messina subito in avanti il Caltagirone, che si va a guadagnare un calcio di punizione nei pressi dell'area di rigore di Billè. Proprio Billè a dare qualche indicazione alla barriera. Si appresta al tentativo il giocatore di Mister Boncompagni, arriva però in presa bassa Billè a fare sua la sfera e a mantenere il risultato sullo 0-0. Finalmente Città di Messina in avanti. Qui il tentativo di smarcare Cardia si rivela vincente. Il tentativo del numero 4 del Città di Messina però va di poco al lato della porta difesa da Polessi. Ancora Città di Messina in avanti con Di Stefano, che prova a rientrare verso le vie centrali. Viene steso in questo caso. Ci sarà un calcio di punizione dunque affidato allo specialista Quintoni, che si fa appoggiare il pallone da Di Stefano. Il suo tentativo però va alto sulla porta difesa da Polessi. Città di Messina che però sembra aver trovato la marcia giusta per guidare in questo match. Sull'out di sinistra va a recuperare il pallone Genovese, che ci prova con il destro. Ancora una volta però la sua conclusione va a peccare di imprecisione. Centrali in questo caso, la potenza c'era. Poi ancora Città di Messina in avanti con Calcagno, che indovina l'apertura giusta per andare a servire Genovese. Il numero 10 di Mister Furnari sull'out cerca il fondo, prova a mettere il pallone in mezzo, deviato alla difesa del Caltagirone. Ancora Genovese con il colpo di testa, arriva Cardia sotto porta e va a battere Polessi per il gol che vale l'1-0 del Città di Messina. Siamo al 24esimo del primo tempo e rivediamo, grazie al nostro rallenti, il tocco da parte di Cardia, che è ben servito in questo caso dal compagno genovese. Riesce a sbloccare il match, festeggia insieme alla panchina Cardia, e il Città di Messina, come detto, è sull'1-0 in questa seconda giornata del campionato di eccellenza. Ancora un'occasione con un calcio di punizione battuto veloce da Calcagno, che va a servire Quintoni, il suo mancino. Per poco non trova la porta, sarebbe stato il 2-0 per il Città di Messina, che poi riconquista un ottimo pallone grazie a Davide Leo, che in questo caso viene riservito dal compagno. Riesce a servire in qualche modo Genovese, che viene anticipato in maniera irregolare dal difensore del Caltagirone. Ci sarà quindi un calcio di punizione decretato dall'arbitro per il Città di Messina. Cardia ci prova ma manda abbondantemente alto. Ancora Città di Messina in avanti nell'occasione successiva con Quintoni, che ci prova sul calcio di punizione, sfiora solamente Cardia. Polessi in questo caso interviene alla grande e mette in calcio d'angolo. Bravo qui l'estremo difensore di Mister Boncompagni. Arriva anche il duplice fischio da parte del direttore di gara, che manda le due squadre a riposo sul risultato di 1-0 grazie al gol che abbiamo visto di Cardia, che ha sbloccato il match a metà della prima frazione. Con le immagini siamo al film della seconda frazione. Vedremo se Città di Messina continuerà a spingere o se il Caltagirone ne avrà di più. Clamoroso qui il tentativo da parte del numero 10 di Mister Boncompagni, che trova il gol. Si tratta di Ruscica, che inganna in questo modo Billè, che praticamente si mette il pallone in porta, ed è 1-1 da parte del Caltagirone. Dopo appena 2 minuti dall'inizio della ripresa è stato il capitano Ruscica a trovare il gol del pareggio. Grave l'errore in questo caso dell'estremo difensore Billè. Ancora un tentativo da parte del Caltagirone, che ci prova con l'attaccante Abdullahi.
Poi c'è un tentativo da parte del Città di Messina di alleggerire la pressione del Caltagirone, che si è fatto pericoloso in questo secondo tempo. Qui Polessi però in uscita riesce ad anticipare Genovese, arriva il primo cambio con Calcagno che lascia spazio a Silvestri, entrerà anche la Corte per dar manforte all'attacco del Città di Messina. C'è un calcio di munizione, nel frattempo ancora Quintoni, il suo tentativo però va alto. Città di Messina che ci prova ancora, qui un calcio d'angolo da parte di Quintoni, sfiora il compagno al centro, si salva il Caltagirone che sul ribaltamento di fronte trova il gol da parte di Ascia, che vuol dire 2-1, sorpasso trovato da parte dei ragazzi di mister Boncompagni. Rivediamo come Sussò sia riuscito a trovare al centro sul secondo palo Ascia, che non si è fatto pregare e sotto porta è riuscito a portare in avanti i suoi. Ancora un cambio per mister Furnari, esce Fragapane per Costa. Città di Messina che prova a farsi vedere per cercare il gol del possibile pareggio con Genovese, che però non trova il tentativo per battere Polessi, e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi. Finisce 2-1 per il Caltagirone, che riesce a spuntarla su un buon Città di Messina nel primo tempo, molto meno nel secondo. E allora, amici della Wii Sport, non mi resta che augurarvi un cordiale saluto. Antonio Caroè è tutto, alla prossima!